Pare che la vittima abbia litigato con il direttore finanziario. Aiutarla? No, è un grosso errore! Voglio vedere cosa dirai in consiglio di amministrazione. Ma se fossi te invece starei molto più attento al tuo comportamento. Ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Salve. Hai spedito le relazioni alla Forbes Partners? Ma ho dovuto preparare i riepiloghi per l'amministrativo, dottor Trevisani. Io... Puoi farlo adesso. Bisogna sempre ripetere le cose 2 volte. Serve qualcosa? No, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Il dottor Trevisan? Sono io. Tu sbrigati con quelle relazioni e portami un caffè. Prego. Cara, se vuoi scusarmi. Trevisan, ed è amministratore delegato della ceramica. Voleva che gli portassi il Walkman. Trevisani? Non serve più. Torna subito in azienda e fammi 6 copie della relazione Forbes. Ma adesso? Ma non posso, io devo andare a prendere mio figlio a scuola, le avevo chiesto un permesso, non se lo ricorda. Fai come ti dico, se ci tieni al tuo posto. Sbrigati. Ma che fai? Sei matta! Ma dove vai? Dove vai? Allora vuoi spiegarmi? Prima quella cretina della Carlini, adesso anche tu. Cos'è che non hai capito, eh? Tagliando del 30% i costi, faremo un sacco di soldi. Ma come hai potuto pensare di vendere l'azienda di papà? Era stata sempre la sua vita e sarebbe stata anche la nostra. Tu hai spezzato il nostro sogno. Ma quale sogno? Le aziende sono solo soldi in mano di chi è più pratico a farle fruttare.